Raga, tutto il comando veneziano, siamo a Silverstone, ho messo difficoltà, voglio provare con professionista, la penultima. Io ci provo, raga, Barrichello in pole, comunque Schumi secondo, Ferrari bene, io malissimo, non ho beccato pioggia ma 16esimo, molto in difficoltà. Livello difficile, ma Silverstone è proprio una curva che non riesco mai a fare nella vecchia Silverstone. Previsione di meteo, non è prevista pioggia per la gara odierna, godo, godo, godo. Ok, raga, andiamo. We're in anti-stall, clutch in and build some Vai, revs. raga. Alla fine di questa gara vi spiego un po' cosa voglio fare per la carriera. Diciamo solo che... niente. Vai. Clutch out, we're Oh, green. dai. Finora o podi e vittorie You o have ritiri. P15, P15. Voglio anche una via di mezzo tra la Cops, che all'inizio è pericolosissima la Cops. La difficoltà si vede molto, chiudono tantissimo qua professionista. Se vediamo che è troppo difficile torniamo ovviamente. Ecco. Dio Cristo. We're in P14. A semi professionista, scusate ragazzi, chiedo venia. Devo prendere veramente il ritmo a Silverstone durissima. Prometto di non fare più cazzate, da un po' che non facevo le cagate stile Interlagos. You're down in... You have P15, Mi P15. sorpassano loro però. Guarda come chiudono. Sì, però che sboccio. You're in Vai, vai. P11, you've taken P11. Mamma mia, ragazzi, ma non possono chiudere così. Devo abituarmi alle traiettorie nuove con livello di difficoltà veramente cazzuto. Piano, calma, come. Ho provato a usare il joypad, ma niente, non riesco a configurarlo perfettamente nella destra-sinistra. Devo vedere un po' il tutorial. Devo capire dove sorpassare perché sono comunque più veloci di altri monoposto. 11esimi, dai, voglio fare qualche punto. Giro record di Michael Schumacher. Fastest di Schumacher. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Si prospetta una doppietta Ferrari, ragazzi. Ora Barrichello, ma subito Schumi scatenato. C'è molta bagarre. C'è il bagarotto, signori. Faccio più fatica però, Si fa più fatica, raga. No. Bravissimo. You're in ninth Questo position. ne ho superate 2 o 3. Qua ho fatto una sorpasso, ragazzi. Gran sorpasso qua, raga, questo livello di difficoltà, però con una macchina che è forte, ma non la migliore. Andiamo bene, raga. Siamo proprio competitivi. Solo che qua l'errore dietro l'angolo, Silverstone la odio. La Silverstone vecchia è più bella, sembra più affascinante, ma più difficile. Devo cercare di limitare i danni e fare qualche punto. Comunque le McLaren non sono messe non benissimo, le McLaren. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Superare la Cops anche no. Stiamo arrivando a certe curve dove però riesco a recuperare bene. Dai, spingi, Kume, spingi. Frenzen alla velocità di punta migliore. Poi l'ho rischiata tanto, attenzione, abbiamo Fisichella veramente a 1 millimetro. No, ma no. 8th place. You're in 8th place. 8 place, 8 cazzo. Dio Christiansen. Attenzione, qua le McLaren se la stanno dando di santa ragione. Cercando ragazzi in tutti i modi di non sbagliare, vi chiedo scusa. Anche perché il gioco è talmente bello e competitivo. Perché a questo livello di difficoltà fanno delle traiettorie veramente Guarda che roba! No, vabbè, Fioi, ma come... P7 now, P7.
Autoscontri a Silverstone, vi chiedo ancora più scusa. Non riesco a dosare l'acceleratore e il freno in certi momenti. È una macchina che ha anche qualche danno. Sento che non gira più come prima, giustamente. Non posso più prendere certe curve in pieno. Il Fisichella è veramente vicino, eh? Sta arrivando Fisi. Adesso è dura prenderle se a livello... You're full. We're down to 9th. Che miseria. Anche Fisichella però mi ha buttato fuori qua, eh? Non lo so, per avere difficoltà bisogna capire, perché nelle gare favorevoli secondo me va bene, nelle gare meno favorevoli non lo so, adesso valutiamo. Fisichella mi tampona. Perso diverse posizioni. 2 posizioni perse purtroppo. Il mondiale è duro. Comunque quello che volevo fare è darmi a inizio stagione un obiettivo. Chiaramente non ho pensato, quindi l'obiettivo che ho con la Williams è finire terzo. Quindi se io finisco terzo nel campionato almeno, pilota ovviamente, posso scegliere una macchina superiore per la prossima stagione o la stessa. Se vinco il mondiale devo per forza tenere però il pilota campione in carica. Se vinco io chiaramente col pilota. Se invece vado un peggio dell'obiettivo, devo andare con la macchina più scarsa. Quindi tutto qua. Voglio capire se riesco a riprenderli. E per capire il livello di difficoltà, raga, questa è la curva che odio, l'ho sbagliata in qualifica 1000 volte. Almeno mi hanno tamponato anche loro, sono più tranquillo. Quello che ho fatto ci rimango un po' male, un po' meno male, diciamo. Vediamo in qualche ritiro davanti. Però gara di Silverstone che faccio sempre un'enorme fatica. Abbiamo Tora Takagi, però cioè dovremmo riuscire anche a prenderlo Tora. Stiamo cominciando a prendere un po' la mano anche qui a Silverstone. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Stiamo un po' recuperando. È bello fare gare al 50%, però è abbastanza stressante su sto gioco. Vedremo. Qua non riusciamo a prendere neanche Takagi, però siamo passati ad essere fenomenali a far tanta più fatica. Attenzione, attenzione! Attenzione, incidente! P7 now. P7. Incidente clamoroso. Mamma mia, questo è un gioco. Incidente clamoroso, ragazzi. Sembrava Frenzen. Adesso vediamo. Fisichella. E Frenzen. Incidente spaventoso. Ecco, se qualcuno mi può scrivere il replay, come vedere i replay a fine gara, se si possono vedere, perché io non riesco a vedere, sarebbe bello fare il replay di questo incidente, sinceramente. Però Takagi in fuga, raga. Ora Takagi in una fuga devastante. Ma che incidente tra purtroppo il nostro Frenzen e Giancarlo Fisichella. Ho rischiato anch'io di perdere tutto. Abbiamo
Diniz dietro. You're falling. P7 now. P7. Stanno ancora portando via le macchine. Guarda che bello. Ciao, fiori. Questo gioco con la safety car sarebbe stato il gioco perfetto, secondo me. Ho paura che non riesco ad andare in zona punti. Di inizio veramente a un passo, però, You're falling down the field. That's us into P8 now. Anche su Diniz. Forse è ancora un po' tosta per me questo livello di difficoltà. Vediamo, dai, lottiamo. Mamma mia, oh, come chiudono. Come chiudono, signori. Ancora bandiere gialle perché veramente, cioè, i commissari stanno mettendo una vita a togliere via le macchine. Macchine parcheggiate là. Ancora però i commissari. 8 giri su 12. Ah! We're down. Troppi errori. We've dropped to 11th place. You're in P11. Troppi errori qui a Silverstone, purtroppo. Niente da fare. Vagonata di errori a Silverstone. Si allontana il mondiale, purtroppo. È una gara che faccio tanta, fa sempre avuto difficoltà a Silverstone. 11esimi. Mamma mia. Secondo me la macchina è anche un po' danneggiata, però, Se le stanno dando qua, Guarda che sorpassi, guarda che gioco. Almeno possiamo vedere le battaglie della CPU che... You're in ninth position. Però. Dai, divertiamoci. Dopo la zona punti non può arrivare. Cerchiamo di finire la gara. Vai Kume. Molto bene. Just 3 laps to go now. 3 laps. Lo so. 3 laps. Schumi e Irvine veramente stanno pompando a manetta. Tu eri box, ma non c'entro io. Attenzione Nakano, vicinissimo. Ancora bandiere gialle in quel punto. Incredibile. Era chiaramente incidente da safety car, ma non è implementata la safety.
Mamma, quanti... Invece ho troppo dura Silverstone per me. 0 punti che pesano nella lotta mondiale. Abbiamo davanti Verstappen, ma Verstappen padre. 2 laps left. Next time by will be your final lap. 2 laps. Hakkinen quinto, comunque dai, stiamo limitando i danni, anche se c'è Schumacher che sta tornando di gran carriera. Hultan invece in grossissimo 18esimo, Hultan anche per colpa nostra, mi dispiace David, ma anch'io sono stato tamponato purtroppo. Barrichello fuori, Rubinho fuori, davanti a noi. Incidente. 8th place. You're in 8th place. Peccato, potevo andare in zona punti se non sbagliavo, se Fisichella non mi colpiva, vabbè, è andata così. Forse recupero una posizione Hakkinen. Gara pazza, signori, crazy. Gran premio pazzo, signori, scusate, sono un po' andato. Hakkinen nei box, vuol dire che culo. Hakkinen nei box, quindi incidente con Barrichello, benissimo. Non perdo posizioni da Hakkinen, porca, io potevo andare a punti. This is your final lap of the race. Settimi, incredibili. Non prendiamo punti proprio per l'incidente che ci ha fatto Fisichella. Peccato. Però perdiamo i punti solo da Schumi e Irvine, che per carità Schumi e Irvine sono messi veramente bene. Attenzione Nakano. Quanto vince Schumi alla gran... No, lunghissimo. Eccola. Ennesimo errore di una gara, veramente. We're down to 9th. You've dropped into P10. Meno male che non è in zona punti, perché sennò... We've dropped down into P12. Festival dell'errore a Silverstone comunque. Festival dell'errore. Peccato, vabbè, ciao. You're in P11. You've taken P11. Ma sì, però non puoi frenarmi davanti, però dai. We're in 10th position. Vabbè, gara da dimenticare, ragazzi, qui a Silverstone, peccato. Andata. Okay, good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive. Ok. Schumi, Irvine, Wurz, Takagi, Pedro Diniz, Verstappen. Ok. Ragazzi, Ockeren è bellissimo, Ockeren vecchia con Coulthard che si ribecca la pole position, poi Irvine, Hakkinen, Frentzen, Villeneuve quinto, quindi siamo tornati a grandi livelli. Schumi molto indietro, 11esimo. Non ci credo. Asfalto non è umido però. È nuvoloso. No. Mi devo mettere dry, possiamo, ok. Mamma mia, può piovere, so cazzi, perché non so come si fa a fare la sosta ai box. Speriamo bene. Raga, sarà una gara incredibile. Piove già, ma l'asfalto è ancora a posto. Mamma mia. È difficilissimo con la pioggia sto gioco, raga. Peccato. Clutch out, we're green. Vabbè. Adesso vediamo se sarà da andare ai box o no. 4th position. You're down to P6, P6. Un po' paura. No, Frentzen, You have P5, P5. Mi colpisco col mio niente da fare proprio Frentzen, è sfigato. You're down to...
You have P5, P5. Troppo stretto però, dai. Vabbè, calma. Non frena, non frena. No, ho già problemi. You've fallen into P7. You're in P7. Bisogna capire se devo andare ai box o no, Fiori. Non so come mi sono salvato. E anche Wurz si è salvato. Non sto capendo niente, raga. Incredibile, ci siamo beccati proprio la pioggia. Si va frena. La fatica a frenare, ragazzi. Devo veramente frenare 100 anni prima già con sta leggera pioggia. L'asfalto non è bagnato, piove, c'è sole, c'è tutto, non si capisce niente, gara incredibile. Calma, calma, che sono anche la prima volta che faccio ste gare, cioè nel senso è che mi sto allenando, quindi le dura, siamo settimi da quinti. No, non è ancora da bagnato. Però ragazzi, attenzione, attenzione. Yellow flag. Ma faccio fatica a stare in pista, ragazzi, faccio fatica. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Dio Cristo, non faccio punti neanche qua e con tutte e con la McLaren che volano qua veramente perdo il mondiale. Qua rischiamo, attenzione Ralph, incidente fuori, fuori Ralph, fuori Ralph. Ok, dai, pian pianino, pian pianino. Bisogna capire se l'asfalto lo vedo ancora asciutto, io sinceramente. Perché stiamo un po' recuperando, secondo me stanno rallentando anche loro, hanno paura anche loro. Anche loro hanno paura. Devo far punti, qua non devo muovere la classifica assolutamente, tanto Schumi è dietro, Michael Schumacher è dietro di noi. Che mondiale, tutti vicini siamo, comunque la Ferrari ha recuperato moltissimo nella costruttori. Noi dobbiamo arrivare almeno terzi in questo mondiale se vogliamo avere la stessa macchina. O più forte. Può anche essere lo stesso pilota, la stessa macchina o pilota, questo sta a me decidere. Tipo su Villeneuve alla bar. Io amo la bar, potrei anche andare alla bar, però sicuramente è più scarsa della Williams, vediamo, insomma, di base anche a mio gusto. Qua però Fiori, qua piove forte, Qua faccio tanta fatica a stare in pista. Mamma come piove, però non riesco a prendere la zona punti. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Ti prego, almeno un punto, qualcosa voglio fare. Schumi sta arrivando, Schumi più veloce, ragazzi, è la Ferrari. You're falling down the field. That's us into P8 now. P7 now. Prendiamo la P7. posizione, la grandissima. Questo è veramente un sorpasso da fenomeno. Vedi, ogni tanto mi invento qualcosa che va al di là. Ma io voglio i punti, io voglio la zona point. Qua ci stiamo avvicinando tanto, stiamo prendendo la mano. Il problema è che non devono cambiare le condizioni. È leggermente viscida, cioè la pista è leggermente visca. Infatti il tempo di frenata è un po' diverso rispetto al normale. Devo prendermi il punto, però anche un punto può valere tanto, raga. Solo che cioè se la McLaren fa doppietta, so cazzi. Detta proprio papale, papale. Schumacher dopo il sorpasso è 1,5, Dai che Wurz, no, bella stagione di Wurz.
Ok. Per il momento le condizioni non danno ancora bagnato. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Devo stare attento perché basta il minimo errore ed è finita. Devo superare Alexander Wurz però. Fuori solo Ralf Schumacher per incidente. Speravo di fare qualcosina meglio. Diciamo che la partenza... You've fallen into P7. Mamma You're in mia. No, no. P6. We have P6. Molti lunghi entrambi qua, lunghi entrambi, ma mi sono preso la posizione. Un po' sportellata ma l'ho presa. Ma questa è la Formula 1 anni 90, Io non riesco veramente ad avere il tempo di frenata. Cioè, non ce la faccio. È da condizioni di sole pieno. Difficilissimo, che gioco, ragazzi. Mamma mia. 4 su 9. Siamo in zona punti, ma siamo distantissimi dalla gloria. Il tracciato non è ancora comunque bagnato da cambio gomme. C'era 1,7 da Giancarlo Fisichella. Speravo fosse una gara un po' più favorevole, sono sincero. Attenzione, detto qua gli sponsor non ci sono più. Hanno tolto gli sponsor delle sigarette, aboliti. Avevo perso tantissimo qua da mamma mia. Ho perso 3 secondi da Fisichella in sto giro. Ai ai ai. Non stiamo andando per niente bene adesso. Ci vuole un po' di bagarre davanti. Prego, non dammi la penalità. Mi è andata di culo che non me l'ha data, La Fisichella è davanti, è veramente in fuga fisico, Ho recuperato un po'. Non si rimane così, non mancano tanti giri a sto punto, speriamo. Non ci sia un peggioramento delle condizioni, mamma mia. Ok. Attenzione, Schumi sta arrivando. Vuole strapparmi il punto, Michael o Michael. E attenzione, qua è bagnato, però adesso è bagnato. Mamma mia, condizioni meteo incredibili su sto gioco. Adesso è bagnato, raga, si vede perché l'asfalto è un po' diverso. In certi punti è bagnato. In certi punti è bagnato, infatti Schumi vicinissimo, adesso Schumi mi spacca il culo. You've fallen into P7. You're in P7. Rischiamo di perdere il punto. Calma, P6. calma. We have P6. Questa è la mia curva, fioi. Chicane comendiana. Bruciato Michael. Oh minchia. Però in certi punti del tracciato la pista è bagnata, adesso è ufficiale. E si vede quando cambia, diciamo, la texture. Lungo qua, lungo. Perso tantissimo qua, Schumi attaccato. P6. We have P6. Bravo come dai. Teniamo il punto, teniamo il punto.
Anche qua, ragazzi, vedete la texture è cambiata. Qua è bagnato. Qua è più bagnata la pista. Texture diversa. Ve lo spiego che chiaramente non ha la grafica moderna, ma ragazzi, chi se ne frega della grafica quando il gioco è così bello? Mamma mia, devo tenere a tutti i costi il punto, ma Schumi è vicinissimo. Just 3 laps to go now. P6, we have P6. Schumi è veramente vicino. Però gara tranquilla, è incredibile. Non ci sono colpi di scena con condizioni così, pazzesco. Schumi di nuovo davanti. You've fallen into P7. You're in P7. P7. P6, we have P6. Va da Schumi, mi colpisce. Schumi fa di tutto per prendersi il punto. Attenzione al sandwich. Mamma mia, ho Wurz di una palla, non capisco più niente, raga. You've fallen into P7. You're in P7. Niente, perdo i punti, anche Wurz attaccato. Non ho ritmo. You're falling down the field. That's us into P8 now. P7 now. Prendiamo la P7. posizione su Alexander. Siamo fuori dalla zona punti, incredibile. La pista è ancora più bagnata qua, No, mamma mia, grave salvataggio qua di Veneziano. Nessuno va ai box. Nessuno va ai box, ovviamente. 2 laps left. Next time by will be your final Alla lap. fine, dai, che... Qua Schumi l'ha presa male. Qua Schumi l'ha presa male. Attenzione, prova la scia. Finalmente sfruttiamo anche noi la scia. Che bella gara. Purtroppo per posizioni non... P6, we have P6. La pista è veramente asciutta, però, In certi punti è bella, in certi punti è asciutta, ragazzi. Questo è GP4, ragazzi. Questo è GP4. Ci riprendiamo la sesta piazza. Che gara. Purtroppo, però, le posizioni che contano sono già in fuga. Che velocità di punta, ragazzi, di Demon Hill. Un piccolo vantaggio su Schumi, non so molto bene. Fisichella purtroppo in fuga. Se ci va alla grande arriviamo sesti. Attenzione, vedo una scia, vedo una cosa brutta. Ho visto una scia di bagnato. Sì, strapiove qua, strapiove. Visto che roba? Visto che roba, raga. Ma nessuno va ai box. In questa parte del tracciato, la prima parte del tracciato o l'ultima, piove in maniera This is your final lap. Final lap of the race. Inizia il final lap comendiano. Per una gara più lunga ci vedevamo alle soste ai box, raga. Attenzione, Schumi ci prova. Vi prego, teniamo il punto, me lo merito. P6, we have P6. Qua proprio invece pochissima pioggia in questo punto. Voglio l'errore di Fisichella adesso, lo voglio adesso l'errore di Junk. Vai Junk, testa coda di Junk. Vogliamo il testacoda di Junk.
Dai, ti prego, Kume, ti induro, ti induro. Voglio il punto che fa morale. Oh. Qua c'è veramente il diluvio, invece. Guarda la scia che lascia Gianchi. La scia di Gianchi. Devo andare piano. Qua diluvia, signori. Vince David Coulthard. Torna al successo David. Torna al successo David Coulthard. Per noi un punto che fa morale. Ma qua diluvia. No, no, no. Yes. Mamma mia. Agoris Ciada, Beppe. Agoris Ciada. Mamma mia. Andata. Okay, good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive. È andata bene, è andata bene. Ok. Però è stata doppietta McLaren, pesantissima per la costruttori, pesantissima per tutto. Purtroppo. E andiamo con la costruttori e raga, ci becchiamo per la classifica totale. Andiamo a vedere la classifica. Hakkinen al comando con 63, Coulthard 55, Irvine 54, Villeneuve 49, siamo tutti lì, Schumacher 43, certo Hakkinen ha dato una bella botta, le McLaren sono forti, da segnalare Frentzen purtroppo 17, qua i primi punti per Demonile a 4, e Jos Verstappen 1, Salo 1, poi via tutti gli altri, insomma diciamo, mondiale un po' così, Barrichello 2 punti, però ha fatto anche Napoli, incredibile. Costruttori dominio McLaren 118, Ferrari 97, Williams 66, Benetton 38. Il terzo posto sembra consolidato. Tra totali Coulthard 4, Hakkinen 3, Villeneuve 2, Schumacher 2 e Irvine 2. Poi il totali Coulthard 5, Villeneuve 4, Hakkinen 2, Irvine 1, Barrichello 1. Per il Cume 13 gare, 2 vittorie, 4 pole, 7 podi, 4 ritiri. Se c'è qualche errore segnalatemelo, raga, saluto del comandone veneziano. Ciao!